In una nota stampa la UIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario Gelo Acquisto, afferma come il servizio di accoglienza integrata ad Agrigento i dipendenti sono salvi. Si è tenuto ieri pomeriggio, afferma Gelo Acquisto, al comune di Agrigento, l'incontro tra la delegazione dei rappresentanti sindacali della UIL, la stazione appaltante e il comune di Agrigento e l'associazione uscente Aquarinto e Lati, la mano di Francesco e la cooperativa San Marco, vincitrice della gara di appalto per la prosecuzione del servizio di accoglienza integrata ad Agrigento. Il bando di gara prevedeva una clausola sociale per la salvaguardia del personale in forze nell'associazione uscente. Messi sul tavolo della trattativa gli elenchi dei dipendenti e discussa la modalità di svolgimento del passaggio, si è formalizzato quindi e sottoscritto l'accordo che prevede il transito di tutti i lavoratori presso il nuovo soggetto attuatore. La nostra organizzazione esprime soddisfazione, afferma Gelo Acquisto, per quanto sottoscritto nell'interesse di quei lavoratori già messi alla prova da difficoltà e investiti di responsabilità non indifferenti, data la delicatezza del compito che hanno portato avanti ogni giorno, nonostante la loro situazione fosse stata nell'ultimo anno davvero pesante.